Sono con Chico Mascarenhas. Chico, non è stato un derby per niente facile, soprattutto nella prima parte, poi alla distanza Valdagna è venuto fuori. Sto Breganze ha giocato da par suo, soprattutto la prima parte. Non so quanto ci sia magari di demerito nostro in fase difensiva, poi nel secondo tempo si è aggiustato un po' tutto. Sì, offensiva e difensiva. Io credo che la prima parte noi abbiamo fatto un gol molto subito nella partita e di ahí la squadra si puso un po' Un po' che, disunita. claro, ti diría un po' presunziosa. Dopo abbiamo sofferto, abbiamo fatto un altro e la squadra voltò. Buono, ma al fine credo che il secondo tempo mi è piaciuto molto. Questo di fare una parte molto male e una seconda parte, secondo me, molto buona, perché al fine, se guardiamo la quantità di volte che il Breganze va in porta la seconda parte, non ha una comparazione possibile. E credo che buono, questo fa parte del crescimento della squadra. E abbiamo fatto una mala prima parte e una seconda parte secondo me buona. E sono comunque 3 punti importanti che ci tengono nelle zone, chiamiamole così, buone della classifica. C'è comunque da aggiustare un po'. Abbiamo visto che ci sono stati dei momenti nei quali c'erano 3 valdagnesi e un trissinese dentro, e anche lì, anche in quel caso lì, diciamo la trazione portoghese può riposare e dare poi ritmo alla squadra. Io già ti ho detto questo una volta e ti dico una volta di più. Per me non importa se sono valdagnesi, portoghesi, trisinesi, mi importa che sono tutti loro giocatori di Valdagno e quando sono in pista, perché io ho fiducia in tutti loro e tutti loro devono avere minuti di pista per che crescano come giocatori. Tutti loro lavorano molto bene durante la settimana per prendere i suoi minuti di pista e non importa se sono valdagnesi, portoghesi, trisinesi, giocare quando le do l'opportunità di giocare, di fare il suo meglio e di aiutare la squadra.